Ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vi vorrei sottoporre un caso neanche di neolingua politicamente corretta, direttamente di non lingua, cioè di rimozione, di non citazione di un elemento se è sgradito. Mi riferisco a una notizia che trovate oggi, ad esempio io leggo dal sito di Libero, che riguarda la Procura Generale di Perugia, quindi non l'ultimo scantinato dell'ultimo ufficetto, insomma, la quale ha deciso di fissare nuove regole per la comunicazione degli uffici requirenti del distretto. Il documento è datato 12 giugno 2026. È un decalogo che richiama principi non solo condivisibili, ma alcuni anche proprio architravi della convivenza di una liberal democrazia: il rispetto della presunzione di innocenza, che non c'è sempre sembrata la priorità, diciamo, che attecchiva in quel cortocircuito tra procure e giornali che Giuliano Ferrara chiamava circo mediatico giudiziario, ma come dire, se siamo di fronte anche a un'autocritica di categoria siamo felicissimi. La sobrietà nella diffusione delle notizie e il divieto di spettacolarizzare le indagini. E fin qui addirittura un'ottima notizia, perché appunto si va in controtendenza rispetto a delle derive di ultramediatizzazione, ultraspettacolarizzazione, che spesso hanno visto, come dire, quantomeno protagonisti attivi, no? Alcune procure e un pezzo di magistratura. Poi occhio però che arriva la uocata, perché è sempre in agguato la uocata, però quando ha a che fare con le regole del discorso pubblico è doppiamente inquietante. È infatti divieto, cito tra virgolette, è fatto divieto di indicare la nazionalità dell'indagato, salvo che ciò risulti strettamente indispensabile per specifiche e motivate ragioni di interesse pubblico. Cioè non si può comunicare da parte degli uffici requirenti la nazionalità di chi è indagato per aver commesso certi crimini. Quindi applichiamo questa disposizione, non posso che dire orwelliana, a due casi di oggi di cui abbiamo parlato stamattina. Quindi non si potrebbe dire che il signore che ha massacrato a coltellate la ex fidanzata in provincia di Ancona è tunisino. Non si potrebbe dire che il galantuomo che in una fermata Duomo della metropolitana di Milano ha sfregiato una ragazza a caso in volto, urlandole cosa mi guardi, sono uomo, sono musulmano, è algerino. Non si potrebbe, in base alle regole, se questi due fatti fossero avvenuti nella giurisdizione della Procura di Perugia, non si sarebbe detto. Cioè, cosa voglio dire? Che non si può qui non vedere un riflesso ultra politicamente corretto, ultra masochista, che ha l'imprimatur degli uffici della Procura, quindi non è perché noi assistiamo quotidianamente a un fenomeno, diciamo, di autocensura soggettiva di molti nostri colleghi, di molti giornalisti che già di loro mettono queste informazioni, cioè che lo sfregiatore sia algerino e urlasse sono musulmano, non è che proprio l'abbiamo visto nell'home page del Corriere di Repubblica, per capirci. Abbiamo visto aggressione in Piazza Duomo a Milano, no? Uno pensa che un Sciurbrambilla abbia aggredito una ragazza, ecco, non era un Sciurbrambilla. Qui però si va oltre, perché qui è un apparato importantissimo dello Stato, una procura generale, un pezzo fondamentale del sistema giudiziario, quindi uno dei tre poteri in cui si articola una democrazia liberale, che dice noi non vi comunichiamo le nazionalità, perché evidentemente c'è la paura che appunto emerga, non so quale sia il cognome più diffuso a Perugia, insomma l'analogo di Brambilla a Perugia, che non sia proprio esattamente quello il cognome più gettonato, no, tra gli indagati per certi reati soprattutto, perché piaccia o meno alla Procura Generale di Perugia, tocca ricordare che gli immigrati rappresentano al momento circa il 9% della popolazione italiana, sono il 34% della popolazione carceraria e in alcuni reati svettano nella classifica delle denunce: 52% per le rapine, 50% per i furti, 44% per le violenze sessuali, 31% per violazioni sulle leggi sugli stupefacenti. E insomma c'è un oggettivo fenomeno che lega immigrazione incontrollata, anche seconde generazioni, o comunque un fenomeno rispetto a cui la provenienza non è irrilevante, alla delinquenza. E non ultimo, scusatemi, ma
la nazionalità è un lievissimo elemento di cronaca, non del tutto irrilevante. Cioè, se stiamo all'ABC del giornalismo, le 5W, cioè chi è protagonista della notizia è addirittura prioritario anche tra quelle 5, cioè se uno è tunisino, algerino, ma polacco, lituano, caraibico, groenlandese, e non è secondario, un elemento che appartiene all'oggettività della cronaca. Qui si vuole rimuovere l'oggettività della cronaca in nome dell'ideologia. Che lo faccia in modo dichiarato una procura generale della Repubblica è francamente ultra agghiacciante. Grazie a tutti, a presto.